Ciao, oggi faremo la carta riciclata. Abbiamo messo dentro una bacinella della carta riciclata dentro per 3 giorni, poi una cornice con del telaio, un semplice frullatore da casa, un feltro e un tessuto non tessuto. Prima si immerge il telaio con sopra la cornice e si scuote per ottenere l'impasto di carta. Poi si toglie la cornice e dopo aver appoggiato il telaio con uno straccio si tampona per far uscire l'acqua in eccesso. Con due fogli di feltro realizzo la pressa umida. Poi il foglio di carta viene messo fra 2 tavole di legno che vengono collocate nella pressa che espelle l'acqua in eccesso e appiattisce ulteriormente il foglio di carta.